Questa è l'apertura del 19° congresso dello SPI-CGIL, un momento importantissimo. Adesso vi metterò a votazione il Presidente del Congresso nella figura di Aurelio Loredana, uscente dello SPI metropolitano di Venezia. Come Vicepresidente del Congresso abbiamo Giorra Gabriele, che tutti voi conoscete, comunque Presidente uscente della Lega SPI di Spinea. Propongo inoltre alla Presidenza del Congresso i compagni e le compagne la Turati Rita, Segretaria Generale Regionale dello SPI CGIL Veneto, uscente. La segretaria uscente della Lega SPI Nuove Gemme di Spinea, Battaglia Paola, non so se la conoscete, e il compagno più anziano della Lega SPI Nuove Gemme, Rossato Graziadio, primo. Bene. Metto ai voti con voto palese, quindi a voi tutti avete la delega, quella cartellina rossa. In cartellina avete la delega. Ecco, alzate la delega, chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi all'unanimità viene insediata la presidenza vicepresidenza. A me il compito un po' di regolare i lavori e soprattutto di imporvi alcune dovute votazioni che riguardano lo svolgimento democratico di questi nostri lavori. Il primo riguarda l'avvio delle commissioni. Le commissioni in un congresso di solito sono tre: la commissione verifica poteri, la commissione politica e la commissione elettorale. A ciascuna commissione compiti, potremmo dire quasi istituzionali, nel senso di dare il giusto svolgimento e democratico ai lavori di questo nostro pomeriggio. Quindi la commissione verifica poteri, quella commissione che deve garantire la validità del congresso di Lega, prendere in considerazione i dati di come si sono svolte le assemblee pre-congressuali, i voti che ciascun documento presentato in quelle occasioni che hanno raccolto, e quindi dare poi soprattutto sul numero di delegati eletti, quindi dare l'ok per dare la giusta valutazione alla validità di questa nostra giornata. A questa commissione sono chiamati, e questa è una proposta a cui dovrete rispondere con una votazione, Bortoletto Orlandino, che è il compagno Scorzè, la compagna Gabriella Lombardo per Spinea e Paolo Pierla per Martellaro. Quindi si sono già posizionati, li vediamo già. Per questa proposta vi chiedo i favorevoli. Grazie. Se vi sono dei contrari o se vi sono degli astenuti. Bene, allora buon lavoro al compagno Bortoletto, Lombardo e Pierla. Sì, abbiamo la commissione politica. La commissione politica ha il compito di raccogliere eventuali ordini del giorno oppure emendamenti e documenti che sono stati presentati all'attenzione di questo nostro congresso, di dichiararli più o meno adeguati al nostro lavoro, nel senso che non può essere riportato un documento che riprenda gli stessi argomenti che sono contenuti chiaramente nei documenti che abbiamo eletto. Quindi un compito importante che sarà quello poi di presentare anche una breve relazione su come si sono svolti i lavori di questa nostra giornata. Anche per questa commissione sarà necessario il vostro voto e la proposta è la seguente: in quanto tutta la presidenza viene a essere coinvolta, è chiaro che con le possibilità
possibilità che ne avremo, ma soprattutto ci saranno Pierino Bettineschi, Maria Vittoria Perazzo, Mirella Bovo, Calabro Antonino, e Vittoriano Gemignani, che sono i compagni che credo che siano qui davanti a voi. I favorevoli? Grazie. I contrari? Gli astenuti? Buon lavoro anche a questa commissione. La commissione elettorale è la commissione che in fondo avrà già cominciato a lavorare e che è quella che ha bisogno di designare le varie composizioni sia delle persone che saranno coinvolte nel nuovo comitato direttivo di questa Lega, di chi rappresenterà questa Lega alle varie istanze, a cominciare dal congresso metropolitano e non solo, dal congresso della Camera del Lavoro, per il quale una quota viene assegnata alla cosiddetta solidarietà, per cui saranno indicati metà degli aventi diritto da questo nostro congresso, e per l'altra metà saranno appunto presenze importanti e interessanti. Salutiamo l'assessora Loredana Mainati, che ringraziamo per la sua presenza. Però abbiamo cominciato ciao, grazie. Benvenuta. Ti abbiamo portato anche la Alla commissione elettorale, per cui sono proposta, quindi il voto, chiedo di accettare Agnoletto Fabio, Cazzin Pietro, sono questi qua davanti, o di là, eccoli, Corò Gianni, Dalla Pupa Lidia, Palmieri Francesco e Semerano Laura. I favorevoli? Grazie. I contrari? Gli astenuti? Grazie e buon lavoro anche quest'ultima. Il congresso prevede ora la relazione della nostra segretaria uscente di Paola Barcaggia, che dovrà fare una relazione sull'attività svolta. Va bene, diamo inizio. Allora, dopo 2 mesi di dibattito nei vari comuni, siamo finalmente arrivati alla puntata conclusiva con il nostro congresso di Lega Nuove Gemme. Ora abbiamo il dovere di fare il bilancio delle cose fatte in questi 3 anni. 3 anni perché io ho iniziato da poco, non dall'inizio del precedente congresso. Dobbiamo nominare il nuovo comitato direttivo della Lega, eleggere il segretario o segretaria che dovrà guidare questa organizzazione. Siamo chiamati anche ad eleggere i delegati che parteciperanno al congresso provinciale dei pensionati che faremo il 5 e 6 marzo a Mestre, e i delegati che parteciperanno al congresso della Camera del Lavoro CGIL di Venezia che si svolgerà l'11 e 12 marzo. Comprendete quindi che oggi dobbiamo decidere molte scelte importanti per la nostra organizzazione e perciò raccomando ai nostri 29 delegati eletti di stare qui fino alla fine per adempiere a tutti gli obblighi e alle formalità di votazione congressuali che ci spettano. Il congresso odierno è stato preceduto da un lungo lavoro, 4 assemblee precongressuali molto partecipate dai nostri iscritti, tenute rispettivamente nei comuni di Spinea, di Martellago, di Scorzè e di Maerne, che non è comune ma è una disaggregazione di Martellago. Comuni e sedi in cui appunto abbiamo le nostre dislocazioni e la nostra presenza settimanale o anche di qualche giorno. In questi precongressi abbiamo discusso 2 documenti congressuali nazionali per definire le linee programmatiche future della CGIL. Mi riferisco al documento numero 1, il lavoro decide il futuro, e al documento numero 2, il sindacato è un'altra cosa.
Questi documenti sono stati dibattuti e votati in quelle occasioni e quindi non sono più oggetto di votazione e di discussione nel presente congresso. Come è noto a tutti coloro che hanno partecipato alle varie fasi precedenti di cui ho appena detto, il documento del lavoro decide il futuro, nel quale mi riconosco assieme ai compagni della segreteria e molti altri, è stato scelto e votato da una larghissima maggioranza dei nostri iscritti pensionati e sulla base di queste votazioni mi corre l'obbligo di informare questo congresso che dei 29 delegati eletti qui presenti, oggi 28 sono delegati nella presentanza del primo documento, che è appunto il documento di maggioranza, e uno delegato è il secondo documento, che è conseguenza del documento di minoranza. La partecipazione alle 4 assemblee precongressuali, come dicevo prima, è stata elevata con una percentuale di partecipazione dell'11,5%, più elevata della media provinciale. E questo ci dà soddisfazione come Lega Nuove Gemme perché rappresenta una misura di consenso, di coinvolgimento degli iscritti significativa, che abbiamo perseguito con molto impegno, convinti che garantire la partecipazione e il diritto al voto agli iscritti sono di per sé garanzia di democrazia e, desidero dirlo, ripaga anche il lavoro certosino di informazione svolto da alcune compagne e da alcuni compagni della Lega, che ovviamente ringrazio di cuore, poiché si sono prodigati per interi pomeriggi a telefonare agli iscritti per invitarli ai congressi di base, soprattutto dopo aver verificato che la posta locale non funzionava per niente nel recapitare agli iscritti i nostri inviti e i giornalini del congresso P. Che cosa è emerso nelle nostre assemblee? Allora, queste assemblee sono state per noi importanti e molto positive, pur nella loro diversità territoriale, perché hanno evidenziato che il valore del contatto collettivo, perché noi quasi tutti i giorni abbiamo un contatto individuale nelle nostre sedi, ma il valore del contatto collettivo con la popolazione e con gli iscritti, che sono antenne fondamentali per capire cosa succede e soprattutto quali sono i bisogni ed esprimono gli umori del territorio. E a tal proposito ritengo doveroso riferire ciò che è emerso nei dibattiti precongressuali, soprattutto per rendere conto a questo congresso del diffuso sentimento di denuncia e di sfiducia che abbiamo registrato, che pervade molti pensionati dello CGIL, che si connota di più sfaccettatura. Innanzitutto sta esplodendo fra gli anziani con pesantezza tutta la fatica del vivere di oggi e la grande preoccupazione per questa crisi economica che dura da troppo tempo, 6 anni, così la datano gli economisti, senza vederne la via d'uscita. Emerge tra i pensionati l'ansia per il lavoro irraggiungibile per troppi giovani. Dicono gli anziani, sono i nostri nipoti che pure hanno studiato e perciò avrebbero le carte in regola per avere un lavoro, ma non lo trovano perché non c'è. Il 42% è disoccupato, cioè un giovane su 2 circa non lavora oggi, come negli anni del dopoguerra, ed è costretto a cercare un lavoro all'estero. È preoccupante questo esodo di giovani laureati. I pensionati inoltre sono angustiati dall'insicurezza per i propri figli, padri e madri di famiglia licenziati dalle tante chiusure di imprese in crisi. E guardate, noi in Marghera, i dintorni e anche in Veneto, sono l'emblema di questo sgretolamento industriale del territorio senza prospettive concrete. Ringraziamo il Sindaco per la sua presenza. Grazie Silvano. Marghera e dintorni del Veneto sono l'emblema di questo sgretolamento industriale del territorio, senza prospettive concrete per un futuro. Emerge, devo sottolineare con dignità e anche con pudore, questo lo registriamo, la denuncia di una nuova povertà di ceti, di molti anziani, prima non colpiti dalla crisi. Povertà dicono che nasce non solo dalla recessione economica, ma anche dall'indebolimento del sistema di welfare, andato in crisi per i pesanti tagli dei servizi sanitari, dei servizi sociali, dei trasporti
inadeguati dell'aumento delle tariffe, bollette, delle tasse che aumentano sempre di più e non spesso, anzi quasi mai in modo equo. Le banche che non fanno più credito alle imprese, della scuola che è diventata la Cenerentola dimenticata dello Stato. La vicenda di questi giorni della sporcizia diffusa nelle scuole è anche figlia di questi tagli, come altrettanto grave l'emergere della fatiscenza edilizia di molti edifici scolastici dei nostri nipoti e dei nostri figli, su cui nessuno interviene. Siamo arrivati al punto che in questi giorni, in più città d'Italia, perché l'ho visto anche molto diffuso nei TG, delle radio, delle TV, ma anche di molti genitori, anche dei nostri comuni, che si attrezzano e vanno a pulire e dipingere le aule durante le domeniche e i sabati. Dicono i nostri pensionati, e sono verso la fine di questa analisi insomma, di ciò che è emerso dalle assemblee, che vi è una politica governativa spesso incomprensibile per il troppo rigore e anche dissennata, lo dicono proprio così, dissennata, perché priva di equità, dettata esclusivamente da logiche finanziarie di vincoli europei, di rigore contabile, di austerità. Il patto di stabilità ha avuto certamente il suo grande peso, certo da considerare che con il debito pubblico italiano stratosferico che ci ritroviamo, ovviamente questa costituisce un punto di riferimento, un problema, ma alla fine ha dimostrato di aver fallito gli obiettivi per cui era stata imposta questa austerità, perché non ha risanato il debito statale, e questo doveva in qualche modo iniziare ad aggiustarlo, e non ha prodotto il necessario sviluppo per uscire dalla recessione. Anzi, sono invece aumentate la povertà e la diseguaglianza, colpendo i più deboli e lasciando tranquilli i ricchi patrimoni e le rendite. E gli anziani, ce l'hanno detto più volte, non comprendono né accettano l'inerzia di una classe politica dirigente incapace di trovare rimedi concreti e che rinvia sine die le situazioni cambiando i governi come si cambia un paio di scarpe. Nella denuncia delle tante cose che la saggezza degli anziani ci hanno elencato non è mancata l'emergenza del dissesto idrogeologico che sta sconvolgendo il nostro paese. Le piogge e le alluvioni di queste settimane hanno sommerso buona parte del Veneto non per disgrazia, ma per responsabilità precisa, come è emerso, delle istituzioni preposte, per la loro incuria e il rinvio decennale a realizzare quelle opere infrastrutturali urgenti per la salvaguardia dell'ambiente, così come hanno denunciato le discariche dei rifiuti inquinanti e nocivi per la salute dell'uomo e degli animali. Adesso devo ritrovare la traccia. Le discariche di rifiuti inquinanti sparse non solo nella terra dei fuochi della Campania da opera delle ecomafie, ma anche nei nostri territori del Veneto e anche del veneziano. Rifiuti nocivi che sono serviti per coprire molte cave dismesse e illegali, o, come si è scoperto in questi giorni, anche questo comunicato via media, per fare il manto stradale con i rifiuti nocivi alle nostre autostrade, inquinando così vaste aree di territorio di falda freatica, solo per pura speculazione e profitto, incuranti dei danni che potevano creare alla terra, al suolo e agli abitanti del luogo. Inoltre i pensionati sono umiliati dalle pensioni troppo magre, che non permettono ormai a molti di arrivare a fine mese e chiedono interventi urgenti per cambiare il sistema pensionistico stravolto, prima da Berlusconi e Sacconi e poi dalla coppiata Monti-Fornero. Chiedono che si sblocchi la rivalutazione automatica delle pensioni per recuperare il potere di acquisto perso, anche se per correttezza va detto che qualcosa si è rimediato sulla rivalutazione delle pensioni dopo le proteste di noi sindacati. Il tetto del 2000 è frutto di una nostra azione politica anche molto pressante e insistenti nei confronti del precedente governo. Chiedono che si equilibri la tassazione e si renda omogenea la no tax area dei pensionati a quella del lavoro dipendente. Rivendicano la necessità di migliorare la reversibilità, almeno per i pensionati e pensionate vedovi e vedovi, che dispongono di un unico reddito, ora troppo basso, e chiedono che si abbassi l'età pensionabile andando in pensione almeno a 62 anni
possibilmente senza penalizzazioni, liberando così un po' di posti di lavoro per i giovani. A tal proposito vi informo che nei pre-congressi, lo sanno tutti i delegati che sono presenti, abbiamo votato all'unanimità un emendamento sulle pensioni, in cui crediamo e che vorremmo portare fino a Roma. Sono tutte pensioni che noi condividiamo, sono tutte questioni che noi condividiamo e che sosteniamo convinti come SPI-CGIL nelle nostre proposte congressuali e confermano la giustezza delle analisi delle proposte esposte nel documento congressuale Il lavoro decide il futuro, nel quale appunto viene indicata la priorità del lavoro, che oggi è la priorità delle priorità, assieme alla necessità di scelte governative urgenti per le riforme istituzionali, ma soprattutto per gli investimenti e per la ripresa economica. Bisogna cambiare registro, dicono i nostri pensionati, perché purtroppo le uniche politiche adottate da tempo, quelle dei tagli e delle tasse, non hanno dato vita a politiche di sviluppo e comunque queste politiche di sviluppo, anche se annunciate, si sono fermate agli annunci, come dice giustamente spesso anche la Camusso in questi ultimi tempi. Voglio ricordare a tutti noi che questo largo consenso a noi delegati di questo nostro congresso, ottenuto nel congresso, ci carica tutti noi segretari, collaboratori, volontari di responsabilità e di impegno maggiori per sostenerlo e soprattutto per realizzarlo e per risolvere i problemi. E guardate, uno strumento per risolvere i problemi, per sostenere e realizzare gli obiettivi, è la contrattazione sociale, che noi conosciamo bene, almeno nel suo termine. Infatti una delle più importanti azioni di tutela collettiva esercitata dal sindacato pensionati è quella di negoziare con le istituzioni, quella che noi chiamiamo contrattazione sociale a tutela degli anziani sulle tematiche dei servizi, delle tariffe, sulle aliquote delle tasse IMU e addizionali IRPEF. Ciò al fine di migliorare, ovviamente tutto questo si fa per migliorare le condizioni di vita degli anziani. E noi dello SPI-CGIL nel territorio abbiamo molte questioni da tutelare per gli anziani e sulle quali ci cimentiamo, anche se molto spesso non viene notato, ma ci cimentiamo ogni giorno. I servizi di assistenza domiciliare, i servizi per l'handicap, i trasporti, i pasti a domicilio, i bonus di sostegno al reddito, i bonus di accompagnamento per anziani non autosufficienti, i bonus per affitti, le bollette, il funzionamento dei centri di incontro anziani, il sostegno per i libri scolastici, il sostegno a tasse universitarie, esenzione medicinali, centri riabilitativi, controllo della qualità del servizio e delle rette delle case di riposo pubbliche e private. Ovviamente tutte queste sono pratiche che noi svolgiamo in concomitanza con i nostri patronati INCA e CAP, che sono molto efficienti e spesso anche discutendone con i compagni e le compagne del CAP, dell'AUSE, scusate. Sono segretaria della Lega dello SPI Nuove Gemme da quasi 3 anni e forse per la mia lunga storia sindacale precedente in CGIL, ovviamente di contrattualista, in diverse categorie anche in confederazione regionale, ovviamente prima di andare in pensione, sono molto convinta che la negoziazione dei problemi sociali tra le parti sindacali e istituzionali sia la condizione fondamentale per definire miglioramenti e stabilire regole reciproche e risolvere processi di avanzamento sociale. E sono convinta che vada esercitata da ciascuno di noi che opera in rappresentanza dei pensionati con grande impegno, con preparazione e competenza per dare soluzione concreta ai loro problemi. Ma i segretari dei pensionati ho riscontrato in generale, e lo voglio dire qui in questo congresso, perché valga anche per il futuro, che la sensibilità degli amministratori, che a parole si dichiarano spesso disponibili, quasi tutti sono disponibili, purtroppo nei fatti non considerano questa pratica del confronto con i sindacati un utile contributo democratico in rappresentanza degli anziani e dei cittadini, per realizzare meglio la gestione pubblica. In realtà riscontro che preferiscono avere spesso le mani libere per poter decidere liberamente dei bilanci e delle poste di spesa sociali. Infatti dovrebbero consultarci sempre prima della definizione dei bilanci, perché è lì
che si decide la politica e si decidono le scelte di spesa sociale dell'ente, ma raramente, se non siamo noi a sollecitare il confronto, lo fanno prima. Penso che questo non va bene, anche se noi siamo in un comune dove in realtà questo non avviene con molta meno negatività, diciamo, anzi, perché la legittimazione delle parti sociali e del sindacato e il loro diritto a rappresentare gli interessi dei lavoratori e dei pensionati, nel caso nostro, è un dettato costituzionale riconosciuto dall'articolo 39 della Costituzione. Quindi ci batteremo sempre con forza perché questo diritto venga rispettato. Voglio comunque riferire che pur nelle difficoltà che ho appena detto, rappresentato, tuttavia siamo riusciti nella nostra realtà, di tutta la Lega, a realizzare confronti su nostra richiesta e a produrre accordi a favore degli anziani, sia con il Comune di Spinea nel 2012 e nel 2013, sia con il Comune di Martellago sia nel 2012 e nel 2013, e con quest'ultimo anche a sottoscrivere una convenzione siglata nel 2013 che ripeteremo, mi auguro, in questi giorni del 2014, coinvolgendo il CAP, a sostegno di bonus vari per gli anziani e per i cittadini che hanno un reddito basso. La realtà più contraddittoria sul piano del confronto negoziale è quella con il Comune di Scorzè, come molti di voi sanno, nel quale comune abbiamo aperto da poco, più di un anno, una sede dello SPI-CGIL, di cui siamo molto orgogliosi come SPI, perché è stata voluta fortemente da noi pensionati, ma non l'abbiamo solo voluta, l'abbiamo anche realizzata e non era stato semplice. Erano anni che si inseguiva questo obiettivo e mai era stata aperta una sede del sindacato in quella zona cosiddetta da noi qui bianca, una zona che aveva una dominazione di leghisti, di democrazia cristiana e così via. E finalmente dopo tanti anni siamo riusciti a far sventolare all'esterno dei nostri uffici, tra l'altro in piazza del municipio di Scorzè, la bandiera della CGIL e dello SPI. Dicevo, situazione contraddittoria perché questo comune, che pure si è dimostrato sensibile, dandoci disponibilità di utilizzare una sede prima dismessa, non ha dimostrato altrettanta disponibilità nel definire accordi con il sindacato, come invece è stato possibile con gli altri enti comunali. Unitariamente abbiamo avuto incontri anche con la presenza delle confederazioni CGIL e CISL, ma all'oggi il Comune non ha firmato accordi. Apre una riflessione tutta interna all'organizzazione, più una discussione nostra che con l'esterno e anche quindi interna al sindacato, che riguarda i ruoli negoziali nella contrattazione sociale dei sindacati pensionati quando si intersecano inevitabilmente con quelli dei confederali CGIL e CISL. Spesso questi ultimi, anziché accelerare le trattative, le rallentano, se non addirittura le bloccano. Lo devo dire perché è così ed è successo così. Come è successo a Scorzè, ma non solo. Penso che la negoziazione è risolvibile a volte con un po' di buonsenso e anche un po' di storia, insomma, di saper fare sul piano sindacale, lasciando agli anziani la facoltà di trattare e concludere problematiche degli anziani quando si registra che tutto il resto può dimostrarsi più complesso nelle soluzioni, e quindi lasciate a noi di svolgere alcuni ruoli di rappresentanza e di soggetto politico effettivo. Un secondo punto in cui noi ci siamo cimentati e ci dovremo sempre cimentare è la negoziazione nella sanità. A livello di negoziazione con l'USL 13, Riviera e Milanese, abbiamo avuto come Lega della zona incontri con il direttore generale precedente, come Lega, dico, e come livello di zona, e quest'anno anche con quello attuale, quello nuovo, per esaminare le scelte e le ricadute sul nuovo piano ospedaliero regionale nella nostra zona, inerenti la rete ospedaliera di Dolo e di Milano, il mantenimento dei pronti soccorsi nel reparto di ginecologia e ostetricia a Dolo, la riorganizzazione dei 2 ospedali con soluzioni di specializzazioni ripartite di medicina generale a Dolo e di chirurgia a Milano.
ma come ben sanno i compagni delle altre leghe e anche i nostri, restano ancora molte questioni da definire, su cui è aperto il confronto, compreso tutta la partita dell'ospedale di Noale, dove oggi vi è la lunga degenza, che hanno deciso di chiudere definitivamente, mantenendo forse solo un reparto riabilitativo e trasferendo intanto nel frattempo un'operazione anche abbastanza strana, 40 posti letto ad una casa di riposo privata di Noale. Sono tutt'oggi aperte molte altre questioni della sanità, ma una in particolare importantissima per noi, ed è soprattutto quella della realizzazione concreta nel territorio delle strutture H24, aggregazione dei medici di famiglia nel territorio dotate di sedi, funzioni, mezzi per dare un servizio polivalente e sociosanitario quotidiano ad ampia fascia oraria, 24 ore su 24, ai cittadini, per contenere anche il ricorso esagerato al pronto soccorso, questo è anche uno degli scopi, non certo unico, dei tanti codici bianchi, e per diminuire i tempi di attesa. Su questa questione è nostra volontà, come SPI, in particolare della nostra Lega, ma mi auguro anche a livello di zona, impegnarci molto nei prossimi anni per avviare un confronto, oltre che con l'USL 13 e con la conferenza dei sindaci, che sono soprattutto preposti alla realizzazione nei territori di queste aggregazioni territoriali di medici. Io penso che dobbiamo centrare il confronto anche con i medici di famiglia del nostro territorio, che secondo noi sono poi il l'ago della bilancia della questione, sono quelli che dovrebbero realizzare la struttura e che sono abbastanza restii a realizzarla, non è che sono disponibili. Per vedere di aiutare ad attuare questi servizi sociosanitari aggregati territoriali sia a Spinea, Martellavo e Scorzè. Non sarà facile, anche siamo consapevoli che sarà un'impresa, ma siamo convinti tutti noi dello SPI Nuove Gemme che va sollecitato un impegno istituzionale e sociale verso questi servizi, anche con dibattiti pubblici, coinvolgendo appunto i soggetti interessati, e noi anziani lo sappiamo che siamo bravi a muovere le acque e a battere il chiodo quando vogliamo, insomma, ecco, quindi guardate, nessuno si muoverà per attuare questo servizio, io credo che dobbiamo farlo noi con grande impegno. Un altro problema non ancora risolto è la questione dei distretti, i distretti sanitari. Ora sono due, uno a Mira e uno a Mirano. L'USL 13 vuole ridurre i distretti a uno e concentrarla ad Orlo, per ragioni probabilmente di economicizzazione e altre semplificazioni. Su tale soluzione lo CGIL e la CGIL esprimono un giudizio critico. È aperto tuttora il confronto con l'USL, mi fermo qui perché la partita è proprio aperta, ma forse tentano di risolverla a sottecchi. Un'altra questione, la questione delle case di riposo che ci compete come anziani. È una questione delicata e importantissima perché la popolazione, noi invecchiamo e per fortuna viviamo di più, anche se non si vive meglio perché ci sono meno soldi e meno servizi, e va affrontata in modo, io credo, nuovo e molto attento, innovando e puntando molto sui servizi domiciliari. Questione che non diciamo da oggi, diciamo da molto tempo, però io penso che bisogna passare dalle enunciazioni alle politiche concrete. Le case di riposo si stanno trasformando in strutture essenzialmente private e le IPAB, che erano le strutture pubbliche che sovrintendevano le case di riposo, stanno scomparendo. Nel nostro territorio ne abbiamo una casa di riposo a Spinea, Villa Fiorita, e una a Scorzè, Anni Sereni. Al di là dei nomi che sono ameni, allettanti e promettenti e fioriti, insomma, ambedue sono case di riposo private, gestite da cooperative che spesso non si sono dimostrate all'altezza, con costi tarifari che sono abbastanza elevati e una qualità del servizio e della mensa che si è dimostrata in alcune fasi piuttosto discutibile. Gli enti pubblici e i comuni tendenzialmente negli anni uso un termine forse un po' improprio, ma insomma per rendere di conto,
si stanno liberando di queste strutture per gli anziani. Perché? Perché c'è anche una ragione, non è che nasca da niente, perché il servizio è considerato troppo impegnativo e oneroso per un ente locale, e tra l'altro così sta succedendo anche per altri servizi, penso a quelli piccoli, materni, gli asili nido, insomma, dove la privatizzazione purtroppo sta entrando. Ci sono più asili privati, nidi privati, che certamente di quelli pubblici. Però io penso che noi dobbiamo porci una riflessione. La privatizzazione delle strutture, vedete, non solo elimina il valore di un impegno pubblico verso un servizio sociale che andrebbe aiutato, controllato a favore degli anziani nel nostro caso, ma lo lascia allo scopo di un'impresa privata in realtà, che guarda ovviamente soprattutto al profitto e solo dopo alla qualità del servizio. Questo processo di esternalizzazione, aiutato e motivato dalla crisi e dalla mancanza di risorse, sta oggettivamente indebolendo la qualità dei servizi residenziali per gli anziani e anche di quelli per l'infanzia, metto tra virgolette, tra parentesi, anche se non riguardo molto questa riflessione degli anziani. Costano di più, funzionano spesso peggio, con poco controllo pubblico e anche con poco rispetto degli standard, come abbiamo scoperto, e quindi bisogna stare lì col fiato sul collo sulle direzioni, sugli amministratori privati, perché rispondano a dei criteri oggettivi di qualità. Affronteremo la questione in un convegno in preparazione sulle case di riposo e sui servizi domiciliari territoriali diurni, e su cui ci stiamo impegnando. Nei congressi ci hanno un po' spostato da questi obiettivi che ci eravamo dati. Spero che riusciremo a farlo come zona, con i compagni delle altre leghe. Rimando quindi a questa prossima iniziativa un approfondimento maggiore, però è una grande questione ed è una questione di cui ci dobbiamo occupare noi che rappresentiamo gli interessi dei pensionati e degli anziani. I consultori. Abbiamo promosso, come sanno bene le compagne ma anche tutti i nostri compagni, un confronto sulla questione che è partita dalla salute della donna, in particolare della donna anziana, che poi è sfociato in un convegno molto importante fatto qui a Spinea, dopo che era stato fatto anche a livello regionale e anche a livello provinciale. Noi abbiamo voluto mettere il nostro pezzo, la nostra analisi, quindi decodificare, cioè le indicazioni che erano venute, con la presenza in questo convegno di molte operatrici dell'USL 13, hanno partecipato anche quelle dell'USL 12, quindi quelle di Venezia. Questo lo abbiamo fatto a giugno del 2013 e abbiamo ragionato sulla qualità del servizio di consultori della nostra area milanese e distretto 2. Naturalmente, essendo noi i sindacati in rappresentanza degli anziani e delle anziane, abbiamo posto nell'ambito della salute della donna una particolare attenzione alle problematiche dell'assistenza dell'anziana, per esempio tutta la partita del mantenimento degli screening alla mammella e all'utero, che sembrano questioni un po' particolari, ma sono fondamentali per la qualità di vita e del benessere della salute di una donna, e che qui tra l'altro si fanno non come consultori, ma si fanno come USL nella realtà del distretto di Spinea, ma anche quello di Martellago. Abbiamo trovato una grande disponibilità e condivisione sulle nostre richieste da parte della responsabile dei consultori del distretto 2 e delle operatrici dell'USL. Disponibilità a mantenere innanzitutto i confronti, questo va bene perché ci permette di migliorare insieme e di modificare anche i servizi quando non funzionano, sia a monitorare e ad integrare il servizio nel corso degli anni qualora si rivelasse insufficiente per le anziane. Ora noi apprezziamo molto questa disponibilità ed è chiaro che dobbiamo dare continuità, perché abbiamo messo la pezza, no? Tracciato il solco per poter andare avanti. E questa è stata appunto una tappa positiva che rimane aperta e con tanti e possibili sviluppi. Vengo alla tutela individuale, sono verso la fine. Nelle nostre 4 sedi di Spinea, Martellago, Sconzerma e Erne, sono tante perché ci impegnano, ci siamo attrezzati per garantire con una struttura informatizzata e in rete, online, l'erogazione di pratiche di assistenza individuale a tutti i nostri iscritti e cittadini che si rivolgono a noi.
Ovviamente il tutto è in stretta collaborazione e devo dire sinergia, è proprio così, con il patronato INCA per le pratiche pensionistiche e con il centro di assistenza fiscale per le pratiche fiscali. Rammento che ormai tutto avviene per via informatica, sia INPS che fisco agiscono solo per via telematica. Tra l'altro segnalo che questa scelta repentina e non preparata dell'INPS di eliminare le tradizionali comunicazioni scritte delle pensioni ai pensionati ha creato disagi, a chiamarli enormi, insomma, grandi disagi e grandi disinformazioni di molti cittadini. E noi siamo stati di grande supporto, lo sapete tutti, di aiuto per molti pensionati e iscritti a cui abbiamo dato assistenza e abbiamo risolto tanti problemi. Ovviamente questo ha comportato un periodo di formazione e di acquisizione di competenze nuove nel sindacato SPI-CGIL, che non è stato da solo, sul quale anch'io ho personalmente molto creduto e che è stato aiutato da un lavoro di supporto formativo prezioso offerto dallo SPI provinciale. Qui c'è Calè, lo voglio citare perché lui è stato un po' l'autore di tutto questo lavoro, insomma, di aiuto ai nostri collaboratori, lui con Carli, con gli altri compagni dell'INCA. Io stesso ho imparato, e ho voluto imparare proprio per essere assieme ai compagni, perché ci pare che sia giusto che lo facciano anche i segretari generali, insomma, alla pari di tutti gli altri. I compagni hanno aderito senza riserve, con disponibilità e impegno ad imparare, comprendendo l'importanza di acquisire nuovi saperi utili per offrire un servizio qualificato, adeguato alle nuove tecnologie ed efficace per i nostri iscritti. Colgo l'occasione per ringraziare i compagni di questa disponibilità e impegno dimostrati e dico che ad oggi sta dando i suoi frutti nello SPI. Lo dico con orgoglio perché il nostro SPI è uno SPI competente e qualificato, perché tutti nella nostra Lega Nuove Gemme di pensionati, chi più chi meno, sono in grado di far fronte alle pratiche di assistenza individuale e di affrontare i tanti problemi che ci vengono posti. Tra poco inizieranno le campagne fiscali per la dichiarazione di redditi e le nostre sedi, come sapete, si riempiranno di nuovo di gente, di domande, di problemi da risolvere e noi saremo lì ad aspettarvi e ad assistervi come sempre con gentilezza. Voglio segnalare qui in questo congresso un fatto meritevole di attenzione della nostra Lega Nuove Gemme, e cioè che un bel gruppetto di compagni e compagni sono disponibili a fare volontariato gratuito. Lo voglio dire perché non è da poco, vuol dire che si è costruito un bel consenso, una voglia di stare, una voglia di voler bene a questa organizzazione. Sono lì, accolgono appuntamenti, danno informazioni, distribuiscono le tessere, durante i 4 mesi della dichiarazione di redditi e poi anche se c'è bisogno altrove, e questa funzione di accoglienza si è rivelata molto utile, molto funzionale a regolare il traffico delle dichiarazioni del 7.30 e appunto ringrazio queste compagne e compagni e confido che anche quest'anno ci darete una mano come sempre perché la vostra disponibilità è preziosa. Il Consiglio di zona, dico 2 parole su questo. Sul piano organizzativo tutti voi sanno che le strutture delle leghe dei pensionati, che sono molto diffuse nel territorio, noi nel veneziano abbiamo 17 leghe e solo qui nella nostra zona del Milanese e Riviera del Brenta abbiamo 5 leghe e poi a nostra volta abbiamo altri non so quanti recapiti, moltiplicateli per 4 per chi non ha recapiti. Quindi è una situazione di una diffusione notevole, di un grande lavoro. Ecco, allora credo però che questa diffusione delle leghe, che è molto positiva, per quanto riguarda invece la questione del Consiglio di zona, visto che è una struttura tra l'altro con carica elettiva, perché si è deciso di votarla al congresso, le persone che vanno nei consigli di zona avranno un incarico elettivo. Allora se noi vogliamo dare merito e valore a ciò che abbiamo individuato anche come strumento congressuale, non è che possiamo farlo e poi dimenticarci che c'è o non c'è durante i 4 anni. Io penso che il Consiglio di zona va riorganizzato, va riempito di contenuti, deve avere ruoli più chiari, deve avere un ruolo di direzione politica, vero,
il che significa creare una struttura che sia portatrice di un progetto territoriale sindacale di zona compiuto, sostenuto da una direzione politica che abbia anche una sua compensazione organizzativa. Io penso che questo va fatto. Ovviamente alcuni compagni, però questo serve per parlare ai dirigenti, come bene hanno capito i tutti. E l'ultimo è il coordinamento delle donne. Allora, il coordinamento delle donne della Lega Nuove Gemme si è allargato nel corso di questi ultimi 3 anni a molte altre compagne. Noi abbiamo un bel gruppo di donne, spesso i compagni non ci credono, invece è vero, ci sono qua e sono tanti. Le donne della Lega dello SPI CGIL innanzitutto hanno dimostrato di volere bene alla CGIL e alla Lega dei pensionati e lo dimostrano impegnandosi e facendo volontariato nelle attività quando serve. Quando le chiamo sono sempre disponibili, a meno che non ci siano problemi. Sono compagne anziane, ma vivaci, ciacoloni che sempre. Sono compagne anziane, ma vivaci come ragazzine, lasciatemelo dire, concrete, piene di idee, intelligenti e solidali, e un po' confusionarie qualche volta, come dice spesso Lidia, ma fanno allegria e danno il merito di aver prodotto tante iniziative di valore, di analisi, di riflessione ed eventi culturali e di spettacolo non solo nelle occasioni dell'8 marzo. Voglio ricordare le tante iniziative attuate dalle compagne, ma soprattutto voglio sottolineare che le loro scelte non sono mai state casuali o banali, su questo voglio veramente, ma sono legate da un filo rosso che srotoliamo insieme ogni anno con un preciso progetto, quello di affermare la libertà e il rispetto della donna contro ogni stupido pregiudizio e contro la violenza nei suoi confronti e nei confronti della persona, uomo o donna che sia. Di tante iniziative si è riempito questo progetto delle donne, progetto di libertà e anche di giustizia, ultimamente parliamo della giustizia, delle donne SPI Nuove Gemme. Ricordo nel 2010 la bella mostra fotografica sul lavoro delle donne ieri, oggi e domani tenuta nella biblioteca di Spinea, nell'oratorio, lo spettacolo teatrale al cinema Bersaglieri intitolato Le streghe, contro gli stereotipi dei pregiudizi per il sapere delle donne, con un cinema affollatissimo, c'erano più di 300 persone, argomento ripreso poi l'anno successivo, nel 2011, con il dibattito sul valore della cultura femminile rappresentata da Artemio Pastia, illustre filosofo e scienziata alessandrina, uccisa per pregiudizio nei confronti della sua grande cultura. Nel 2012 abbiamo fatto un bel dibattito sempre al cinema Bersaglieri, adesso non so dove andremo perché il cinema Bersaglieri è chiuso, andremo a Barbazza. Era un bel dibattito intitolato La fatica di vivere in un mondo disuguale, in un mondo diseguale, attraverso 10 testimonianze di vita e di lavoro di giovani donne lavoratrici, di studentesse e donne anziane, per presentare una documentata ricerca elaborata dallo SPI di Spinea sul lavoro femminile e raccontare la discriminazione tuttora esistente. E infine nel 2013 lo spettacolo Siamo lavoratori, con canti popolari e monologhi profondi di Beppa Casarini e Sandra Mangini sulle lotte delle tabacchine di Venezia, dimostratesi tuttora attuale per conquistare i diritti negati. Nel frattempo siamo riusciti anche a fare uno spettacolo di commedia veneziana con la compagnia teatrale Toccami al centro anziani di Via Cicci, che ha visto con una grande presenza e successo, oltre che frittelle e così via. Sabato 8 marzo saremo qui davanti in piazza del municipio con Loredana, che ha promosso questa iniziativa e con tante altre associazioni, a raccontare le nostre scarpette rosse, insomma, in realtà a manifestare contro la violenza e il femminicidio nei confronti delle donne e per la giustizia contro tutte le discriminazioni che purtroppo sta attanagliando in questi ultimi anni la società civile, insomma, no? E infine tante feste annuali del tesseramento che tra l'altro sono molto sollecitate, sono molto
molto richieste, che si concretizzano in gite simpatiche, allegri pranzi conviviali con la premiazione degli iscritti, a Rimini, a Gradara, a Brisighella, alle Saline di Cervia, siamo stati alle Isole della Spiritualità, nella Laguna, nel Barcone. Ovviamente sono sempre occasioni per discutere anche un pochino di proselitismo, però insomma ci divertiamo, ecco. Sono momenti di pace e di tranquillità in cui l'anziano si ritrova con compagni e amici, si distrae dai problemi quotidiani e dagli assilli della propria condizione, insomma vive un po' meglio, ne abbiamo bisogno un po' tutti, insomma, no? Penso che anche quest'anno lo rifaremo, è un evento che vengono già a chiederci quando lo fate, stiamo ragionando e faremo anche qui. Ovviamente oltre agli grandi di questi avvenimenti ci sono gli avvenimenti nostri, le grandi manifestazioni di sciopero che abbiamo fatto, la Lega dei Pensionati è sempre stata impegnata a partecipare agli scioperi generali a Roma, ma anche alle tante manifestazioni regionali che sono state fatte, la regionale a Vicenza, a Padova e l'ultimo quello di dicembre, il 14 dicembre a Mestre, e poi tante altre cose, sono talmente tanti scioperi, manifestazioni che è impossibile ricordarli tutti. Comunque la Lega Nuove Gemme c'è sempre stata con impegno, disponibilità, con tante bandiere, cappellini e fischietti. Per me, io concludo, per me questa esperienza dei pensionati è un'esperienza bella e importante. Nonostante in passato certo io ne abbia fatte tante altre esperienze nel sindacato. Sono stati 3 anni di impegno intenso, ma guardate, ci ripensavo mentre scrivevo questa cosa, fatti senza eccessiva fatica. Non ho faticato e ho anche capito perché mi piace e lo faccio con passione e soprattutto nella CGIL mi sento a casa. Qui sto proprio bene, anche se discutiamo, ma insomma questo fa parte del nostro pluralismo. Per questo ringrazio i compagni e le compagne del comitato direttivo della Lega che hanno assicurato sempre una massiccia presenza alle riunioni, il nostro direttivo è sempre pieno, dando un contributo alla discussione e all'attività della Lega. E ringrazio i compagni della segreteria, Fabio, Piero, i collaboratori Paolo, Primo, Orlandino, Laura e tutte le compagne che sono tante, però tutte ne ho per il loro impegno, la disponibilità, la solidarietà sempre dimostrati concretamente per far crescere sempre di più e meglio questa nostra Lega Pensionati e Nuove Gemme. Grazie. Grazie a questa relazione così articolata e così complessa, ma anche ricca di spunti, di suggestioni. Ha già ricordato Paola la presenza di Pier Giorgio Carrà della segreteria provinciale in sala, ma sono presenti anche altri compagni delle leghe della Riviera del Milanese, Bardan, Fraccanello, Gastaldi, che sono già stati riconfermati, che quindi vengono a vivere, diciamo, questa esperienza di Paola, questo nostro congresso, questa realtà. Avevo bloccato un attimo la relazione di Paola quando è entrato il sindaco Silvano Chettini, a cui auguriamo anche future conferme, come siamo. Diciamo, sì, lo auguriamo un altro mandato di lavoro in questo territorio, soprattutto perché le buone abitudini non vanno mai tralasciate. Gli diamo anche la parola. Allora, grazie per questo invito e per questa possibilità, insomma, Paola diceva prima, lo faccio con passione, mi sento a casa, potrei dire anch'io che mi sento un po' a casa, quindi saluto i tanti compagni con i quali abbiamo condiviso tante battaglie qualche anno fa. Io vorrei proprio partire da questo, perché la presenza del sindacato pensionati mi è venuta parecchio in mente
tutti, credo, con angoscia le trasmissioni televisive dove vediamo che è tutto da buttare, no? E allora quando si parla di partiti, quando si parla di sindacati, della rappresentanza, eccetera, c'è questo clima di grande sfiducia e vorrei dire anche di qualche volta di cattiveria, di rabbia. E mi veniva in mente l'esperienza personale, che è l'esperienza di tanti di voi. Quando il movimento sindacale è passato dalle lotte in fabbrica alle lotte per le riforme, e possiamo dire che la difficoltà del movimento è intervenuta proprio quando abbiamo chiesto non più di spendere ore di lavoro, di impegno per un miglioramento retributivo, ma quando abbiamo chiesto per la riforma del diritto allo studio, per la riforma della sanità, per tante altre riforme che noi pensavamo importanti non per noi lavoratori, ma per tutta la società. E mi chiedo quale altro movimento oggi avrebbe il coraggio di proporre un percorso che ha proposto al Paese in quel momento nell'interesse del piccolo, come aveva proposto il movimento sindacale. E io vorrei che questo fosse fatto qualche volta in televisione e anche in altre sedi, perché quando a livello amministrativo io parlo dei pensionati come una risorsa, penso ai pensionati come una risorsa culturale, cioè di trasmissione di un percorso che ha portato questo Paese a essere un Paese più progredito rispetto a quello che è venuto poi dalla Seconda Guerra Mondiale. E se è venuto questo è perché ognuno di noi, ognuno di voi e anche le generazioni che ci hanno preceduto ci hanno messo la loro vita per arrivare a questo. E questo diventa anche radicamento storico, cosa che io non vedo in questo Paese ed è la cosa che più mi fa star male. Quindi quando penso a voi penso proprio a questo, penso sia alla rivendicazione, al giusto confronto che prima diceva Paola, che è un confronto che purtroppo avviene sempre un po' in ritardo, ma insomma a volte non avviene per volontà, ma avviene perché i meccanismi oggi sono veramente incredibili. Insomma, noi come amministrazione dovremo approvare il bilancio a ottobre dell'anno precedente, tra poco approviamo il preventivo dopo il consuntivo, insomma una cosa veramente che facciamo fatica a gestire. Però insomma, come diceva prima Paola, ce la stiamo mettendo tutta, insomma, nel senso che anche il lavoro che noi abbiamo voluto fare come amministrazione, che io ho voluto proprio far partire da queste radici di un movimento in cui la solidarietà, la partecipazione e il protagonismo erano gli elementi fondamentali. Cioè la prima cosa che si chiedeva alle persone per entrare nel movimento sindacale era quello di rendersi responsabili. Cioè la prima cosa che io ho chiesto a questa città è che i cittadini diventino responsabili, che ognuno si faccia carico di un pezzo della città per gestirla. Per questo il progetto mi prendo cura della mia città. Per questo non posso che ringraziare tutte le donne appartenenti al sindacato pensionati che hanno avviato uno sportello collegato al mi prendo cura della mia città con il ricomincio da qui, che vuol dire un aiuto alle persone che sono in cerca di lavoro. Quindi io credo che questi sono elementi straordinari e che appartengono tutti a un filone di impegno dove ognuno di noi ha fatto una scelta che non è quella di lavorare per sé, ma di proporre di fare qualcosa anche per gli altri. E da questo punto di vista abbiamo cercato in questi anni di proporre un'amministrazione dove di fronte a una crisi formidabile sia riuscita a mantenere i servizi, addirittura anche aumentarli, dando anche il segno di riuscire nel concreto a praticare alcune cose che appartenevano anche a programmi sia sindacali che politici, che era importante far vedere che fosse possibile. Per esempio una delle cose su cui noi abbiamo puntato molto è stato quello del recupero dell'evasione fiscale. Abbiamo recuperato 1.300.000 euro di evasione fiscale. Un
su cui abbiamo operato è stato quello del costo del personale. Se voi andate a vedere il documento che faremo di fine mandato, perché adesso la legge impone ai sindaci 90 giorni prima di terminare il mandato di fare un documento che si chiama appunto relazione di fine mandato. Ed è una relazione molto importante perché finalmente taglia le gambe alle polemiche quando si cambiano amministrazioni o sindaci eccetera, per cui è sempre colpa di chi precede. Adesso chi ci precede, in questo caso sarò io, dirà quello che ha trovato prima e come consegna la pubblica amministrazione prima di andarsene. Secondo me questo è fondamentale. È uno, credo, dei documenti più interessanti perché da lì verrà fuori che cosa è stato fatto per ogni comune. Allora, non solo l'evasione, il costo del personale, andate a vedere che il costo del personale è stato abbondantemente ridotto. E un'altra cosa che secondo me è piccola è il segno che ho voluto dare di riduzione dei costi della politica, rinunciando al 60% della mia indennità di sindaco e mettere i risparmi di questo risparmio al capitolo aiuto alle persone bisognose. Quindi il segno di una amministrazione che stia al passo dei tempi. Mi spiace solo che da qualche altra parte non abbiano pensato di fare la stessa cosa, e un'amministrazione, come diceva Paola, che ha cercato di fare le questioni fondamentali, perché è vero che noi nel bilancio abbiamo, come dire, come impegno immediato quello di non ridurre le somme che sono per i servizi sociali, però contemporaneamente ci rendiamo anche conto che il benessere dei pensionati, soprattutto di una fascia di popolazione che è sempre più in aumento, dipende dalla politica sanitaria che si fa, che non ha un distinguo molto forte tra il sanitario e il sociale. E qui purtroppo ritorniamo alla questione di fondo, concludo, della nostra ASA, che è quella che ha meno quota pro capite per la sanità, ma quello che è ancora più grave è che ha una quota più bassa per la non autosufficienza. Con il paradosso che noi abbiamo un piano di zona che prevede la realizzazione di 1600 posti letto per anziani non autosufficienti e le quote garantite dalla regione sono 240. Quindi voi capite che in questa situazione vogliamo il rischio di creare anche servizi, ma che poi tutto questo ricada comunque sulla collettività. Sì, io vi ringrazio di farlo qui perché avrei voglia proprio punto per punto di quello che diceva Paola. Ecco, avverto nelle cose che ha detto Paola che forse vale la pena sì di confrontarci, perché ci sono alcuni punti che magari meritano da punti di vista diversi, da esperienze diverse, magari di essere confrontati. Quindi comunque grazie e buon lavoro. Per una brevissima comunicazione, l'assessore Loredana Magnardi. Loredana Mainardi è anche nostra iscritta. Lei scopre tutte le cose. Allora, niente, mi è stato chiesto di concludere un attimo, di chiudere questo dibattito. No, chiude la segretaria Sì, di di concludere per quanto riguarda il dibattito. Allora, io volevo dirvi semplicemente questo, che a me fa molto piacere di ospitare il congresso dello PCGL, perché questa realtà è una realtà molto importante nel nostro territorio e sappiamo che sostiene e affianca gran parte delle donne e degli uomini pensionati della nostra città, e questo tranquillizza molto noi come amministratori, perché sappiamo che i nostri anziani sono anziani che sono attivi e che sono tutelati, quindi la funzione della CGL in questo caso è una funzione che noi apprezziamo molto. Conosciamo anche, e questo ci fa molto piacere, l'importante opera di arricchimento sia culturale che personale che lo PCGL, prima Paola ne parlava, porta attraverso le numerose iniziative che propone. Io mi ero preparato un intervento prima che focalizzava la sua attenzione sul tema delle donne, che è un tema che a me sta particolarmente
Abbiamo trattato il tema della donna da molti punti di vista, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sociale, dal punto di vista della parità anche di genere, che è quello che mi sta molto a cuore, perché il tema della donna, quello della parità di genere, come il tema della cultura, ci tengo a sottolinearlo, è uno di quei temi che spesso vengono considerati marginali, ma io credo che non sia così. Allora, io sono convinta fermamente che la democrazia, prima si parlava di democrazia a vario livello in questa assemblea, è stato toccato il tema, è stata pronunciata la parola democrazia. La democrazia si fonda prima di tutto su una cittadinanza pari, quindi la parità di genere, uomini e donne pari. Concordo pienamente con i documenti che ha così pubblicato la CGIL quando dice che bisogna tornare a riaffermare i diritti delle donne, di tutti, ma anche e soprattutto quelli delle donne, che sono principalmente tre. Sono il diritto al lavoro, abbiamo parlato un po' del diritto al lavoro prima, riferendoci ai giovani. Io torno a parlare di diritto al lavoro delle donne, diritto alla maternità, che è uno dei grandissimi problemi che in questo momento preoccupano le nostre donne, e di diritto all'uguaglianza e alle condizioni di lavoro e di carriera delle donne, che in questo momento è un diritto negato. A parità di lavoro le donne, sappiamo, prendono meno, sempre, in qualsiasi luogo di lavoro siano. Abbiamo parlato anche prima della violenza sulle donne. Allora, noi nel nostro piccolo, assieme a voi devo dire, ci siamo attivati molto perché il tema della violenza sulle donne venga affrontato. Abbiamo fatto iniziative, abbiamo fatto convegni e pensiamo però che ci sia bisogno sì di un programma nazionale rivolto alle vittime di violenza, ma che ci sia bisogno anche di educazione al rispetto di sé e al rispetto dell'altra. Noi nel nostro piccolo abbiamo attivato un percorso con la Commissione per le varie opportunità del Comune di Spinea, abbiamo attivato un percorso che si è rivolto alle scuole, alle classi terze e medie. Tutte le classi terze e medie sono state coinvolte in un discorso che sembra semplice, ma semplice non è, perché abbiamo parlato di consapevolezza di sé e di rispetto degli stereotipi, che nei ragazzini di 12-13 anni cominciano ad essere già stereotipi importanti. Io penso che si debba anche tornare a parlare, partendo dalle donne, di inclusione sociale. Inclusione sociale che va pensata in una logica di promozione sociale e di cittadinanza che superi però l'approccio puramente assistenziale, ma che preveda la creazione di servizi, non solo servizi che parlino di trasferimento di tipo economico, ci devono essere anche quelli, ma ci devono essere soprattutto servizi. E che questa inclusione sociale vada declinata secondo il genere, ma anche secondo l'età e secondo il territorio, e collegata alle politiche che rispondono ai bisogni individuali e collettivi. Quindi deve essere un'inclusione molto ampia, che si occupa soprattutto, come dicevo prima, politiche che riguardano i bisogni individuali e collettivi. Allora, mi ha fatto piacere quando Paola prima ha un po' distinto l'azione del nostro comune. Io credo che noi, ripeto quello che ha detto il sindaco prima, il nostro comune fosse l'unico fra i comuni del Milanese, ma anche se ci allontaniamo un po' di più, pur nella situazione di assoluta difficoltà nella quale questa crisi ci ha così violentemente proiettati, sia uno dei pochi che ha mantenuto in avanti tutti i servizi alla persona, a cominciare dai servizi che noi diamo ai bambini della scuola dell'infanzia fino ai servizi che noi offriamo alle persone anziane. Li abbiamo mantenuti, in molti casi li abbiamo anche potenziati. Mi mette solo per citare alcune esperienze, c'è l'esperienza del caffè Alzheimer in via Cigi, una delle pochissime attuate nel Veneto. Perché dico questo? Perché noi crediamo, siamo fermamente convinti, che l'investimento pubblico del welfare promuove i diritti, aumenta la buona occupazione, crea e restituisce reddito, ma anche sia motore di crescita e di sviluppo equilibrato.
che è questo che a noi interessa di più. Noi come amministratori siamo interessati a che nella nostra città ci sia benessere, perché il benessere aiuta le persone a vivere meglio. Questo ci interessa e per questo ci sentiamo di dire, anche da questo momento, che nel caso noi fossimo riconfermati come amministrazione, nel caso la città avesse compreso e riconfermasse in noi la fiducia nel guidare la città per i prossimi 5 anni, possiamo garantire nella maniera più assoluta che l'attenzione per i servizi sarà mantenuta allo stesso livello nel quale è stata fornita fino adesso. Quindi trovate. L'assessore Mainardi. È brevissima. Però sono sicura. No, perché insomma gli stimoli sono veramente molti, a partire dalla relazione che io trovo non solo condivisibile nella parte di giudizio politico generale che sui vari aspetti vengono dati, totalmente, cioè non c'è una parte su cui si dà un giudizio politico su cui io sia in disaccordo, ma una cosa che commentavo appunto sottovoce prima con la Paola è che tolti alcuni pezzi, questa è una piattaforma sindacale, giusto per non dire chi siamo e che cosa facciamo, no? Perché nel momento in cui si fa l'analisi, per esempio, sulla contrattazione che si è sviluppata, i confronti che si sono sviluppati all'interno di questo territorio e si fa la valutazione su cosa abbiamo portato a casa dal punto di vista del rapporto con i comuni e che cosa rimane indietro, che cosa c'è e quali sono le sfide che abbiamo di fronte rispetto al tema della salute inteso complessivamente e appunto si analizza anche quali sono alcune, non tutte, magari aggiungerei delle cose, delle nostre debolezze come organizzazione sindacale, cioè voglio dire, è già una prima base per incominciare a dire va bene, non va bene, estrapoliamo, diventa una piattaforma sindacale rivendicativa. Io ho apprezzato davvero molto anche la competenza che ho ritrovato e chi mi conosce sa bene che soprattutto sui pezzi della salute io sono una passionaria, insomma, no? Ho costruito una bella fetta della mia storia sindacale. Allora, voglio parlare di questo pezzo qui, vorrei parlare, collegarlo al mio ruolo, visto che sono il segretario generale dello Spiegel Veneto, e collegarlo a ciò che sta succedendo nel non confronto con la regione in questo periodo. E l'altra cosa che vorrei affrontare, giusto perché insomma non voglio sfuggire agli interrogativi e alle cose che sono state poste nel dibattito più generale e che sono secondo me direttamente collegate anche al documento. Allora parto proprio da questo punto, mettiamola in questo modo, dopo il giudizio. Paola diceva nella sua relazione che il consenso che è avvenuto all'interno di questa Lega al documento 1, questa Lega, ma più in generale io aggiungerei, perché noi abbiamo fatto, così vi do un'informazione, 546 assemblee ad oggi, senza contare i congressi, giusto per dire il bagno, no, di folla e che cos'è per lo Spina democrazia. 546, non voglio dirvi, l'ho tirato giù prima di venire qua, sì, l'ho detto giusto, 546 assemblee fatte per il congresso, con una presenza media che ci dà un dato del 10% sul totale degli iscritti dell'anno scorso, che sono praticamente, siccome abbiamo 209.000 iscritti, fatti i conti, siamo veramente in realtà siamo 20.356 presenze registrate e persone toccate con la discussione, con i documenti, eccetera, eccetera. Mi pare che appunto parlando di democrazia, di che cosa significhi, di come costruiamo, esatto, sono proprio come veniva anche ricordato dagli interventi oltre che nella relazione, insomma, nessuno ce lo può insegnare perché siamo davvero rimasti gli unici, perché neanche più i partiti riescono a fare dei tuffi nel rapporto con le persone come facciamo noi, no? Magari le primarie del PD, ma queste erano un'altra cosa, si rivolgevano anche all'esterno, noi stiamo parlando dell'interno.
con i mezzi che abbiamo noi, senza le tv, senza i giornali, con quel che ci costa, come si diceva anche prima, e le difficoltà che abbiamo incontrato anche nello spedire tutto il nostro materiale. Ma il consenso che c'è stato attorno, in questo caso al documento 1, io aderisco anch'io a questo documento senza emendamenti, quindi sono contenta, ci carica però di una grandissima responsabilità per noi e per tutta l'organizzazione, sia su come portare avanti i contenuti, perché qui c'è un'idea di modello sociale di sviluppo assolutamente alternativo, e non voglio toccare tutte le cose, non ultimo il fisco, insomma le cose che condivido ovviamente, di cui abbiamo discusso nelle assemblee precongressuali, ma anche secondo me, e qui sta uno dei nodi, e su cui io aggiungerei delle cose, le proposte e alle analisi che faceva Paola nella sua bella relazione, che è come poi questa idea, posto che si mantenga unitaria fino alla fine del percorso congressuale, perché i fatti di Milano ci posano dei problemi anche su questo, noi poi questa proposta politica riusciamo a sostenerla, che è esattamente le cose che in parte diceva Corò e molti di voi, insomma, no? Cioè manca una spinta in più, cioè abbiamo tante belle idee, un progetto politico relativamente chiaro, dobbiamo forse sintetizzarlo un po' di più, perché 11 azioni sono davvero tante, no? In una fase di emergenza magari selezioniamole ancora di più, ma poi alla fine, a prescindere dal governo, e speriamo che un governo si faccia, perché anche qui, pur d'accordo con i passaggi della sua relazione, io sono spaventatissima di trovarmi in una crisi come quella che stiamo vivendo senza un governo, in questa fase. Però appunto io vorrei che a prescindere dal governo noi riprendessimo in mano, insomma, l'azione e la volontà forti anche del risultato di questo congresso e del fatto che abbiamo avuto un mandato almeno sul documento congressuale, mettiamolo in questo modo. E questo è un bel problema, perché la cosa che a me viene da dire, poi che ho scritto anche, una cosa che distribuiremo al congresso con il libro che abbiamo fatto con l'IRES regionale, che abbiamo intitolato Invecchiamento, metà in più. Abbiamo chiamato raccolta un po' di persone venete e non solo, ricercatori che hanno affrontato il tema dell'invecchiamento, come si suol dire, a 360 gradi, le pensioni, il lavoro, la solidarietà intergenerazionale, il problema della salute, eccetera, eccetera. Ma qui c'è un problema che dice, che lei non dava il dato, ma ve lo do io a livello regionale, che noi stiamo tenendo bene, non abbiamo problemi di rappresentanza, di sindacalizzazione, mettiamolo in questo modo. E guardate che il tesseramento dello Spiegel Veneto sta aumentando di poco, ma sta aumentando. Siamo un po' a macchia di leopardo con qualche problema da qualche parte, ma nonostante la Fornero, nonostante ci sia stato un calo del ricorso al pensionamento, come sappiamo bene, noi abbiamo guadagnato iscritti. Quindi vuol dire che le persone, o perché ci riconosce, fisicamente ci riconosce, qui l'avete detto voi, parlando dell'attività che lo SPI ha fatto in questo territorio, ci riconosce e quindi viene da noi perché diamo dei buoni servizi, perché facciamo aggregazione e facciamo cultura con tutte le iniziative, quindi insomma diamo anche un po' di respiro anche alle persone che magari non avrebbero potuto permetterselo, perché magari sanno, anche se non riusciamo a fare l'informazione che vorremmo, mettiamola in questo modo, però sanno che noi a confronto con le istituzioni per 1000 ragioni, in ogni caso continuano a rivolgersi a noi, e nonostante il dato di povertà, di crisi economica, di difficoltà arrivare alla seconda settimana ormai, soprattutto a proposito di donne, per quanto riguarda il tema della povertà è legato fortemente all'essere pensionato, come sappiamo dai nostri dati, e donna, perché molto spesso le donne, a proposito di come si vive, no? e delle aspettative di vita che abbiamo davanti, vivono di più, ma non necessariamente, soprattutto in una fase di crisi come questa, vivono bene. La qualità della vita purtroppo per la maggioranza delle donne sta fortemente, insomma, diventando un po' meno bella, un po' meno felice.
dice, godiamo meno di questa età più lunga che abbiamo a disposizione. Allora, per tutte queste ragioni la sindacalizzazione regge. Quello che non regge più, e ce lo dice il congresso, e io l'ho girato in lungo e largo come la trottola anche perché avevo bisogno di capire bene che cosa stava succedendo nel territorio, è che cala il peso. Noi cresciamo, lo SPI cresce, mettiamola così, adesso non complessivamente la CGIL, cala il peso, non si fanno quasi più accordi con i comuni. Se guardiamo il dato nazionale è disastroso, c'è stato la crisi, certo, la crisi, non c'è alcun dubbio, ci sono meno soldi, i conti dei comuni sono, però come si spiega il fatto che tutti i comuni hanno avuto più o meno gli stessi tagli orizzontali, no? Come abbiamo detto, eppure a Spinea qualche accordo si fa e da qualche altra parte non lo si fa, una ragione c'è, quindi dipenderà pur anche dalla capacità che noi abbiamo, ci interroga a noi questo dato qua, dalla capacità che noi abbiamo di mettere in moto un meccanismo, no, che ci faccia riconoscere. Il fatto stesso che veniamo da un momento di lunghissimo ormai, dal 2007, parliamo sempre di noi, non ho voglia di parlare, potremmo parlare a lungo anche della CGIL, e dal 2007 che non facciamo un accordo con il governo, diciamo sempre il disorientamento, la arrabbiatura, c'è un deficit di risultato sostanzialmente. Allora la crisi sta rischiando di travolgere anche noi. Questo era uno dei temi fondamentali non solo nella tesi 11 e nella premessa generale del documento 1, adesso scusate parlo di quello che conosco meglio, ma il dato delle assemblee congressuali a me addirittura regionale, non solo a Paola qui nella Lega, mi consegna questo tema e me lo consegna a livello nazionale, me lo consegna a livello regionale, lo consegna a voi in questa Lega, perché appunto se andiamo a verificare i dati che lei ci dava sul rapporto con i comuni, si dice che appunto Spinea va bene, adesso faccio sempre questo esempio, e nell'altro comune manco ci filano. E questo è un problema e non può essere risolto come qualcuno che in casa nostra dice con un'ora in più di sciopero, solo 3 ore, non voglio riaprire polemiche, ma è un dibattito che c'è in casa nostra, solo 3 ore di sciopero e di reazione nei confronti della Fornero è stato assolutamente poco. A me si apre un'altra parentesi però qui, gli scioperi generali, perché li abbiamo fatti 6, ho perso il conto, forse anche di più se ci mettiamo anche quelli che poi abbiamo fatto a livello regionale, le iniziative, tantissimi presidi anche specifici nostri che hanno consentito davanti a Montecitorio e il lavoro che abbiamo fatto durante tutta la discussione sulla legge di stabilità almeno a invertire la tendenza sul blocco dell'indicizzazione per quanto ci riguarda, anche se non abbiamo portato a casa il risultato pieno. Ma non possiamo dire sciopero generale in più, un'ora in più e poi non andare a vedere che cosa succede nelle fabbriche. Questo per dire che abbiamo bisogno di riflettere sull'azione sindacale. Io sono convinta che non sia più sufficiente dire dobbiamo reagire, fare sciopero e basta, se non andiamo a verificare che cosa succede nelle imprese, no? E come la gente reagisce. Noi dobbiamo capire perché sono venute meno la nostra capacità perché non è più attrattivo fare lo sciopero e non è più solo un problema economico. E dobbiamo decidere come altro fare. E guardate, questa cosa magari viene un po' più semplice a noi. Proviamo a immaginarci noi, la finisco su questo pezzo per aprire l'altro su Milano. Però proviamo ad immaginare lo SPI che presenta una piattaforma al futuro sindaco di Spinea e gli dice guarda, abbiamo fatto bene, però adesso ti dico che la IUC, la futura nuova tassa onnicomprensiva di tutto, devi farla assolutamente progressiva perché noi vogliamo questa cosa qua, vogliamo provare ad incidere in modo più equo su chi paga e come paga a livello territoriale. E questo dice no, guarda, assolutamente questa cosa non si può fare. Se noi abbiamo fatto un percorso democratico al nostro interno, con i consigli di Lega, le assemblee, eccetera, abbiamo la Paola insieme agli altri compagni della segreteria ci hanno mandato per andare a quel confronto, che cosa devono fare di fronte a un no?
comunicazione all'anno di SPI-FNP WILP sulla legge per la non autosufficienza ci porta al risultato oggi che quella legge non solo è rimasta nel cassetto, ma mi stanno tagliando 100 milioni con l'ultimo bilancio. E io ho la CIS che non vuole reagire, l'FNP. Va bene? Sono passati 2009, 4 anni praticamente. Come faccio io, dopo una conquista così importante, ad arrabbiarmi con Zaia, a pretendere che si aprano finalmente i tavoli di confronto, no? Noi di elaborazione ne abbiamo fatte in questi 3 anni, quanti? Una cifra, e voi avete lavorato benissimo dappertutto in tutto il territorio, per esempio di Venezia, sul documento dell'invecchiamento attivo, e lì c'era l'essenza della piattaforma che abbiamo fatto. Ebbene, questi non ci hanno dato i tavoli, se ne sbattono, c'è discussione fortissima all'interno della giunta, per cui Colletto che risponde a Tosi perché la Lega è divisa e come si fa? Io non ho mica la risposta in tasca però, Io dico però una cosa, che se io ho un mandato di 20.000 persone, ad esempio, che mi pone, come dice la Paola, a sintesi di questo giro di 4 assemblee, che non è poco, che il tema della salute, e voi oggi l'avete ridetto, è uno dei temi più sentiti, ma io ho il dovere di aprire una discussione anche con Cesare Guia, c'ha ragione il compagno, assolutamente, perché 15 anni di differenza tra di noi, per rimettere in moto ci ha diviso anche nel modello di sindacato a cui facciamo riferimento. E io devo dire che con Berti, adesso così, tanto siamo fra delegati, diciamocelo bene, cioè sono stufa di continuare. Ah, scusate, sì, perché siccome sta precipitando tutto in questi giorni qua, per quello che sono anche un po'. Sono stufa di continuare a cercare di dire, e vengo al punto, come diceva lei nella sua relazione, che siccome adesso la patata l'ha presa in mano la Confederazione, deve decidere la Francaporto via Fora Ecco la mano. Ecco la mano, grazie. Ecco la mano. Cioè, non è possibile, quella è stata una battaglia dello SPI. Allora, non è possibile che nel momento in cui diventa confederale, che sia regionale, che sia comunale o che sia di distretto o di US, no? Si fermi tutto per una serie di ragioni o si rallenti. Io sono proprio d'accordo, non ce l'ho neanche qui io la risposta in tasca, perché io ho un'esperienza importante alle spalle in cui avevo fatto dove lavoravo come sindacalista, proprio un decalogo, che cos'è dello SPI, cosa non è, come funziona la delega, e io penso che la titolarità sul tema della non autosufficienza, per esempio, debba essere dello SPI. Il percorso debba essere fatto assieme alla Confederazione e aggiungo anche i lavoratori, perché senza i lavoratori non fai riforma, non riempi i servizi, ma che la titolarità sia nostra. Noi siamo una categoria che fa della rappresentanza collettiva della contrattazione sociale una sua ragione d'essere, se no facciamo solo servizio? Bravo. Io la penso così e la dirò così al congresso regionale. Poi vediamo, siccome anch'io non ho solo, io la penso sempre pensata così e la ridiremo. Ecco. Per cui andremo ad un chiarimento anche fra di noi come sindacato dei pensionati, ma io non ci sto a mollare la pezza su anni di battaglie, di elaborazione, di fatiche, di assemblee, perché c'ho una faccia solo io. Perché mi vengono a chiedere, soprattutto adesso, con quello che sta succedendo, e non vi dico nel dettaglio, che cosa si taglierà con quei soldi lì. Hanno fatto il gioco delle 3 carte, risulta che sulla non autosufficienza tagliano solo 14 milioni, no? Ma su un fondo che è rimasto fermo al 2009, quindi immaginate 5 anni sempre uguale, neanche contare l'inflazione, e poi mancano 14 milioni, è un bel taglio. In realtà ne mancano molti di più perché hanno trasferito la bellezza di altri 61 milioni che sono i nostri assegni di cura, li hanno trasferiti sulla sanità, e adesso c'è stata la bocciatura, qualcuno di voi lo diceva, la bocciatura da parte del dirigente della regione che ha detto non sono mica coperti, non si può coprire con il fondo
sanitario una roba che è del sociale, perché gli assegni di cura ce li abbiamo noi, l'Emilia Romagna, e poca altra roba. Quindi noi rischiamo grosso, e io sono per dire che non stiamo fermi, e questo è un punto che dobbiamo assolutamente colmare e decidere. Come procedere? Che ripeto, io ho delle idee, dovremmo decidere assieme, perché non c'è neanche nelle tesi e nelle azioni un punto specifico su come si deve procedere. O c'è delega nella pratica totale, perché è inesistente da parte della Confederazione, o altrimenti c'è roba mia. Oppure c'è un'altra roba ancora, che per esempio nel rapporto con i comuni il capoluogo è del segretario generale confederale, sul resto minore ci vada pure lo SPI, va bene? Vabbè, questo però è un punto, ripeto, strategico assieme a come io devo sostenere, perché se ci credo poi c'è l'altra faccia della medaglia. Se il sindaco non mi risponde o se Zaia continua a fare pesce in barile, io non è che posso fare una manifestazione all'anno. Siccome lì non ho l'alibi dello sciopero dell'ora in più, eccetera, come sindacato dei pensionati dovremmo sostenerla quella roba lì. E per me sostenerla, aprire il tavolo e sostenere le mie idee significa che devo fare delle azioni conflittuali, aprire un conflitto assolutamente evidente, continuative, non una volta all'anno, per quanto bello sia. Milano, ci sta questa cosa qui, guardate. Io sono d'accordo sulle perplessità, so che magari rischiamo di non pensarla tutti uguali, io non so che cosa succederà il 26, c'è un direttivo insomma molto delicato al nostro interno. Io penso che il tema della democrazia, di come si arriva a validare un accordo qualsiasi esso sia, anche se è un testo unico applicativo di 2 accordi, ma siccome ci sono delle modifiche sostanziali è necessario che ci si dia una metodologia. Ricordo a tutti noi, io c'ero e penso di aver avuto una svolta nella mia crescita sindacale proprio allora, in occasione dell'accordo del 1992, se qualcuno di voi si ricorda, che in un momento di grande difficoltà, pur non piacendogli troppo quell'accordo, ma era necessario per la fase politica che si stava vivendo, Trentin firmò e si dimise. Allora, siamo in un'altra fase, c'è stata una forzatura evidente da parte di alcuni, mettiamola in questo modo, forze datoriali, però noi rischiamo, perché io quell'accordo lì lo condivido, adesso poi magari mi direte bella forza se dello spicco darsi, però siccome vengo anch'io dal lavoro e vengo dal pubblico impiego, quindi conosco le leggi che hanno ispirato quell'accordo lì, a me quell'accordo piace, penso che davvero sia un accordo storico, perché ci cambierebbe la vita, soprattutto nel primo, a parte le norme transitorie finali che meriterebbero un momento di approfondimento serio, perché quella è la novità di quello che è successo nell'accordo sulla rappresentanza della democrazia del 10 di gennaio di quest'anno. Ma su tutta l'altra fetta io trovo davvero che sia un accordo storico, che tutti noi rivendicavamo. Dove sta il problema? Sta che è vero che Cremaschi lo conosciamo dalla vita, e io penso che sia anche davvero un provocatore, perché l'ho visto all'opera, sono nel comitato direttivo, vedo sempre i toni, cioè non c'è paragone insomma, per quanto anche Landini si incavoli, vi assicuro, non c'è paragone, va bene? Uno è un sindacalista vero e un contrattualista vero, quell'altro ha un pezzo di provocazione, che è Landini, quell'altro ha un pezzo di provocazione, poi mi assumo la responsabilità, tanto litigo ogni volta con lui, essendo che hanno lavorato entrambi nelle mie terre, quindi io conosco bene. Però quella roba lì in un qualche modo purtroppo per noi è stata provocata, io sono d'accordo su chi, e ci disorienta tutti. E torniamo al tema della democrazia e di come noi sosteniamo, perché rischiamo di buttare via uno degli accordi più belli che abbiamo fatto. Questo che è il mio rammarico. Si può fare tutto nella vita, ma se tu in un territorio come quello della Lombardia, dove la FIOM conta molto, fai, per essere espliciti, ed è meglio che insomma ci parliamo chiaro, perché poi dopo fuori di qua ne parliamo con i nostri figli eccetera,
fai un attivo di delegati per parlare del testo di quell'accordo e lasci fuori delle categorie, e la FIOM in particolare, lo SPI può stare, ma la FIOM vi pare normale? A voi? A me non sembra molto normale. A me non sembra molto normale, francamente. Pensiamo che, conoscendoci tutti da una vita, perché siamo sempre noi, io sono quasi fra le più giovani dentro al direttivo, ho 58 anni, quindi non è che, no, in quel direttivo sono fra le più giovani, per essere esplicita. Allora, siccome ci conosciamo tutti, tu pensi, siccome il giorno dopo c'è un attivo già messo in piedi la settimana successiva a Bologna sulla stessa roba, esplicito, che appunto quelli che sono in dissenso totale, mica la FIOM, perché non è stata la FIOM a reagire, è stato Cremaschi, che non è neanche più della FIOM, peraltro, no? Non esca e non faccia casino. Bene, allora hai fatto la prima gaffe, benissimo, te lo ritrovi a protestare, entra e ti chiede l'intervento, cioè taglielo, io puoi essere arrabbiatissimo, sto parlando del segretario regionale che ha messo insieme, poi cioè avere tutto, guarda, dal punto di vista del merito non fa una grinza, dal mio punto di vista, ma dal punto di vista non solo dell'immagine, ma di quello che siamo noi storicamente come CGIL. È un'immagine sbagliata che ha disorientato, ed è stato assolutamente evidente che quella roba lì, insieme al fatto che non abbiamo avuto le idee chiare e il coraggio, un'altra volta il coraggio di decidere una volta per tutte che quando si fa un accordo i lavoratori interessati a quell'accordo devono poter esprimersi, a prescindere da Bonanni e da Angeletti, non me ne frega niente, ma io devo rispondere ai miei, al mio statuto, poi puoi dire, sai che c'è Landini, lo facciamo finito il congresso, abbiamo fatto uno sforzo mostruoso nel fare, rinunciando a pezzi di ragionamento di uno di noi per fare un documento finalmente unitario, facciamo che finiamo il congresso e poi andiamo a far votare i lavoratori interessati su questa roba qua. Ecco, c'è stato, come dire, anche noi, guardate, io penso che la crisi stia rischiando di travolgere tutti, perché io la capisco, non vorrei trovarmi nelle condizioni della Camusso, non vorrei neanche trovarmi nella Cantone, francamente, no? Ne ho già abbastanza delle mie di responsabilità di rispondere, per cui ci chiedono, siamo pressati, la velocità diventa, come abbiamo visto, la carta vincente, no? Che distrugge qualsiasi percorso democratico. Può starci, insomma, che succeda anche una gara, però 2, 3, 4, insomma, ha imposto che il 26 si faccia un direttivo di merito per affrontare questo tema qua, che sarà di chiarimento, io mi auguro, insomma, quindi vedremo lì quale tipo di decisione verrà assunta. Sono nuovissima, vero? Va bene, quindi io per quello che prima cercavo di fare un appello, perché siamo tutti nella stessa barca, io penso che la CGIL però così com'è non possa andare avanti per molto. E io penso che il modello da guardare, adesso con un po' di ambizione, ma per esperienza, perché anch'io come altri qua dentro hanno fatto un bel pezzo di storia, no? In altre categorie, sia quello dello SPI. Io penso che in un momento, finisco su questo, di frammentazione, in cui ci hanno divisi, ci siamo divisi, non abbiamo più una rappresentanza vera in questo Parlamento, non ce l'avrà neanche Renzi purtroppo, quindi non aspettiamoci perché il Parlamento è sempre quello, chissà che, io penso che o la CGIL torna a stare nel territorio oltre che nelle fabbriche, perché non ci sono come farli i pensionati, e a non lasciarci soli ma a costruire percorsi di rapporto, di rappresentanza, eccetera, o altrimenti faremo molta fatica a leggere, perché le 546 assemblee abbiamo fatte noi, ma non sono molti altri che riescono a farlo. Io penso che invece in un momento così, in cui c'è bisogno di rappresentanza, che quando tu la gente la chiami viene, sarà faticoso ma viene, noi dobbiamo dare spazio a questo percorso qua, per ricostruire, ricucire, ricomporre questo paese, la coesione sociale di cui tanto si parla. Ecco, io
penso che il congresso, oltre alle cose politiche che ci consegnava giustamente la relazione di Paola, ci consegni anche un problema di come si esercita la rappresentanza, con quali forme organizzative, e ciò che sta succedendo in questi giorni amplifica il bisogno di affrontare questo tema in casa nostra. Grazie a Rita e alla sua relazione, che non sei stata bellissima, però è stata molto articolata, che ci ha dato anche una speranza che almeno questo congresso per la CGIL sarà una cosa decisamente utile e soprattutto lo sarà per chi rappresentiamo.